parlare della violenza contro le donne anche in provincia, nel Consiglio provinciale, e se ne è parlato, anzi addirittura è stato istituito dalla Presidente Zaccariotto un Consiglio provinciale ad hoc. Interessante perché parlava della violenza delle donne sulle altre donne, cioè il sentirsi sole e il bisogno di solidarietà che spesso le donne avvertono quando soprattutto hanno una carriera politica o un ruolo importante nella società. Sì, perché io credo che la violenza sia l'espressione peggiore, voglio dire, no, del non rispetto alla donna, più estrema, ma che è tale dopo che si è passati anche a trascurare tutta un'altra serie di momenti di rispetto verso la donna. Purtroppo questa società sta troppo legittimando dei comportamenti che tutto fanno tranne che tutelare la donna. Questo sia nel mondo del lavoro, nel mondo della famiglia, nel mondo dei giovani, nel mondo della politica, e mi piacerebbe anche immaginare un mondo di donne che sa difendersi insieme indipendentemente dalla loro appartenenza. Invece quando succedono questi fatti, soprattutto in alcuni mondi, quello della politica, quello del lavoro, della posizione di donne, no, in posizioni importanti da un punto di vista pubblico, è sempre la donna da sola che si deve non solo difendere ma anche tutelare, e questo non solo è triste ma è anche il risultato di una società che sì, oggi difende il sesso femminile ma che poi deve difendersi da sola di fronte al singolo problema. Questo insomma non solo lascia amarezza ma credo che porti anche ad una non consapevolezza piena a 360 gradi che il rispetto della donna si esprime non solo attraverso i gesti fisici ma anche attraverso una comunicazione che molte volte viene trascurata e che porta poi a degenerare su episodi che sono molto più pesanti.